Rivas. Così bello vivere leggero, ragazzo, ma è una cosa che non si può capire, non perché la gente è stupida e non ci arriva, no, semplicemente perché è una cosa che va vissuta, va provata, se no non la capisci. Un po' come quelle che dicono non puoi capire cosa significa essere mamma, grazie al cazzo, cioè che discorsi, chiaro, uno può largamente, diciamo, intuire, provare a immaginare certe cose, però giustamente se non le provi, non le vivi con anche il giusto modo in cui dovrebbero essere vissute, non le puoi capire. Mi piace tanto questo mio vivere leggero e responsabile contemporaneamente, perché voglio dire, insomma, non è che vivo d'aria, quindi qualche lavoretto per mantenermi li faccio, insomma, non mi manca da mangiare né non gli manca il cane, veloce P. Contemporaneamente non rompo le palle a nessuno e non tolgo niente a nessuno. Questa è una cosa fondamentale per avere una dignitosa esistenza in questo pianeta, secondo me. Quindi mi sono creato un punto in cui io percepisco di ricevere il massimo, dalla mia reale percezione, sembra veramente di essere il più ricco di questa terra, cioè un uomo molto fortunato, contemporaneamente non togliendo nulla a nessuno, non creando problemi a nessuno. Oh Italia, dove abito oggi? No, non abito, sto facendo il rifornimento della water. Sì, sarà da un'ora che sono qua, è lentissimo, porca miseria. Sì, CP, porta pazienza, il giardino non è quel granché, è che siamo parcheggiati praticamente attaccati al falegname, no? Hai capito? Ho trovato sto parcheggetto imbucato, tranquillo, tanto adesso è tutto chiuso in giro. Tizana, tizana, tizana. È meglio di marijuana. No, non è vero, amore, non è vero un cazzo, è meglio la marijuana. Buola, gnupi, 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 gnupi. Ah, quanti nanoni. Ma quanti nanoni? Ah. Non riesci a capirmi perché, per cosa e per come. Sto discorso qua. Belle belle, eh? Belle belle. È bella, rompi i coglioni così però io direi. Belli. Belli, belli, ancora mettergli la maniglietta, però. Belli. Stesso, proprio da nuovo. Si deve capire come serrarli dopo. E questo è il famoso, diciamo, contatore, no, del piano di ricarica, solo che le calamite sono un po' troppo potenti, adesso bisogna capire un attimo come fare, magari fargli un buchino, un scansino per far leva. E portiamo il CP. Anche oggi la voglia di fumare è estrema. Sono andato a fare la passeggiata, poverina, è andata a fare la passeggiata. Eh? Cosa che tocca? E qua non c'è la possibilità di vedere. Cose canette, ma non si era fatta da misura che passa sola le canette? Sopra? No, le canette, guarda, ieri. Ah, qui, Omero forse. Qui in fondo? Non che non le avevi viste però, io sempre guarda là, ma no qua. 40, 50 venire fuori. Ma 50 per i cassetti. Perché questo quant'è? Questo ne fa 51. Quella non l'avevi vista perché no, mi avevi sempre fatto le fotografie sopra la via, ma di qua non ho mai visto. A proposito, Dario, perché non sono nato avanti qui tuoi lavori? Guarda, è stato qualcosa. Non è colpa tua, è colpa mia. Con un fondo di un cassetto che l'ho tagliato, le partito via, dopo ti fai vedere. Dario, qua così, e una ciappa, ieri devo tagliarlo, la volta via, era tutta spappoia.
Guarda come che edita papà. È per cui che il lavoro non puoi lavorare, ieri sono stato fermo 15 giorni. Sì, ma va tranquillo per quella, forse ho un'idea. Sì? Visto qua non so quanto è flessibile che lei, a parte che adesso le gas attaccate Sì. riestuali. Sì. Se ti qua vedi che il buso te che taglia sola, stanno tendono a tagliare il tubo, Sì. basta fraccarlo e spinzalo e lui ti viene un fin qua. Perché sarà un filo flessibile o no? Le rame. Se poi così si spinge fuori si risolve tutto, vedi tu là. Quell'anno avevi visto? Di quel che ho fatto non mi ha visto. Sono proprio sotto 4 schei e mezzo, però sono ciuccià e vorrei 5 schei. Vuol dire buttare via tutte le guide, stavo a mettere in mano sui gas, dopo da problemi. Ieri sono sempre stati sti qua, Iuri. Cosa? Sti qua. Eh sì. 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 Perché- Visto che ti ricevono nuove misure, ora mettendo in considerazione quella, Di cosa? l'isolante, No, se ti scuta va bene lo stesso, e te sta sì. ma che sta l'isolante? Cazzo, se mi tocca tagliare via 5 schei, a voglia. Lei che sono io a pensare come risolvere il problema sui cassetti, perché queste qua avevi fatte grandi, perché il portese, cioè a tirata aspetta. sua. Queste qua essere lì da 45, tu capito? E guide. 45 ma vuoi da 40 adesso. E i cassetti là? Come che posso risolvere il problema? Fai 45, Comunque, tieni le guide qua, così che stanca l'arma, flex, dai. niente dai, tira in fuori le guide, taglia 45. Questo servito dove così. Bene, sì, la maniglietta piccola, una stupidata. Anche quella è la roba importante, bisogna vedere a passare i cassetti, se riusciamo a mettere quei, perché in corsa si verza come rida, i cassai, tu capisci? Se io caro su guida così, boh. Commenta che te mi aveva fatto una volta a cassea, quella de scrivania del camper vecchio, che te premia e veniva fuori. Non sta più farmi fare che lavori là, ho fatto una portina a uno ancora che mi rompi i coglioni. Ecco. E lei ha anche ragione, è una cazzata, una puttanata che non va bene. Comunque Yuri, qua non va bene un cazzo di ora. Non va bene un bit. Questo qua ti serve, te portate via. Quasi quasi, sì. Voi tu montatelo. Se devo pensare un busetto sotto in modo che te va col dedo e te fracca, no? È tanto duro. È duro perché il mio pensavo visto che correndo non si cava via perché non so che è da noi. Piuttosto anche dei video a questo punto. Perché mi qua vedi tu guarda, mi fatto così. Massa. Cioè, massa nel senso che non sa sì, appunto per far sì. forza o per tutto. Perché mi qua vedi tu avevi fatto i busetti. Sì. Perché ti fai sto loro qua, tu metteva su e ti invidia. A parte che qua zacchette che sì, se te mi fa 3 bei busi grandi o 3 scansie qua, perché alla passarmi vari cavi che me vazzo. So sta capito. Sì. No, mi mette tipo dei videte, tipo sta roba che ti ha fatta qua, te che mette tipo un socchetto di legno e qua c'è una videtta. Qua cosa che metti allora? Cavo in via e camite, avuto che provi a vedere se mi trovi più qui. A parte che 3 è massa, magari in bene anche tu. Ma stato perché io l'ho messo 3? Vabbè, ma no, è una roba pesante che va tutta... No, ma stato perché ho messo 3. A parte che posso mettere due, ma no, dai, guarda se trovi pipì qui, dai. Assimi qua. Mi basta che sia questo e questo, bei, rimessi un fiano nuovo. Ci metti a rifare nuovo? Fa prima di farlo nuovo, vedi? E invece di stare là lì, pensa anche a te un continente. No, è sempre così libera che altri fa e niente. Sa che qua era da slargare e mettere qui. Sì. Io non so che sia nato a tirare fuori questa misura qua. Poi qua mi aveva spaccato cavandomi via il coso, quindi dopo se te riesce a settare un qualcosa a fare tipo una finta canaina, tipo i mobili che te mi aveva fatto del camper vecchio, ti ricordi i pannelli, era fini così, proprio una roba da far finta che sia una canaina.
Proprio per nascondere e basta. Uè, cos'è il tuo nome? Amy. Amy? Amy. Amy? Amy o Amy? Amy. Amy. Dite una femmina che vuoi accarezzarti un fiantinetto, ma e via. Saturno poi la prossima volta, Saturno. Il mio è avanti e se il prossimo sabato. Te telefonami. Ormai come ero là anche 70 anni. Beh, ti porta anche bene. Eccolo. Vai figa!